E la direzione generale Marche, novità, comando di Pesaro? La scossa iniziale è stata in piena notte alle 3:30 circa, squadre di Ascoli, squadre di Macerata, squadre di Ancona e squadre di Pesaro le abbiamo fatte subito convergere verso l'Ascolano, abbiamo capito che la zona principale del sisma era quello e siamo riusciti a salvare anche molte persone, squadre che sono arrivate numerosissime da tutta Italia. Nella zona del Quadra del Tronto c'erano più di 1500 vigili del fuoco che stavano operando per soccorrere la popolazione e tuttora ovviamente il numero è di molto diminuito anche perché le esigenze del territorio sono nel frattempo cambiate. Abbiamo presenti circa 500 vigili del fuoco che tra le province di Ascoli e Macerata che stanno effettuando puntellamenti, demolizioni e supporto alla popolazione che ancora ovviamente ha tanti bisogni e tante necessità. E un vigile del fuoco è un professionista, quindi deve cercare ovviamente di rendere la sua azione il più funzionale possibile e farsi condizionare il meno possibile dall'emozione, però non è possibile, soprattutto penso al dramma delle popolazioni di Pescara del Tronto, di Arquata, che hanno visto le loro città, le loro abitazioni completamente distrutte. E questo però non deve rallentare la nostra iniziativa, anzi deve potenziare l'energia con cui lavoriamo per cercare di supportare queste popolazioni. Come vigili del fuoco marchigiani sicuramente il ritrovamento dopo 9 ore di lavoro della bambina Giorgia, penso che questo sia il ricordo che ci rimarrà indelebile, che ha segnato un pochettino l'inizio di questa emergenza e ancora lo segna. Che cosa si prova nel salvare vite umane? Penso all'attività che hanno fatto i Vigili del Fuoco, anche i Vigili del Fuoco marchigiani, nell'albergo di Rigopiano per parlare dell'ultima emergenza drammatica che abbiamo vissuto e l'entusiasmo che questo ritrovamento, peraltro in qualche modo inaspettato, di persone ancora in vita ha dato per proseguire le operazioni. Si prova una forte emozione e anche un forte senso di significato nel lavoro che facciamo.